Oggi mi trovo a Perfugas, un paese vicinissimo al mare, ed esattamente a 18 km da Valle d'Oria. Un paese molto tranquillo e lontano dal caos delle zone turistiche. L'immobile che vi mostro oggi è una casa indipendente composta da 2 camere da letto, una matrimoniale e una cameretta, il soggiorno, la cucina abitabile col camino e il bagno. Iniziamo dal soggiorno che è qua. Come potete vedere la casa è in buone condizioni e sono presenti ancora i materiali originali di quando è stata realizzata. Questa è la camera matrimoniale, anche qua sono stati mantenuti i pavimenti originali dell'abitazione. Faccio presente che i proprietari hanno già fatto degli interventi di ristrutturazione. Il primo che è stato rifatto è il bagno e gli infissi interni, quindi per chi acquista non dovrà affrontare i lavori di ristrutturazione del bagno che diciamo che sono i lavori più costosi in fase di ristrutturazione. Qua nel corridoio abbiamo la predisposizione per l'installazione di una stufa a pellet. Qua abbiamo la cameretta. Qui abbiamo il bagno che, come vi dicevo, è stato completamente ristrutturato. Andiamo a vedere l'ultima parte della casa che è la cucina. La cucina col camino è una cucina comunque abbastanza ampia e vivibile. Ora vi mostro la parte secondo me più bella dell'abitazione, che è il cortile. Il cortile è uno spazio, a mio avviso, molto importante in un'abitazione perché consente di poter vivere lo spazio esterno e vivere all'aria aperta. In questo cortile si possono realizzare la zona barbecue, c'è un piccolo spazio di terra dove si possono magari mettere dei fiori, basilico, rosmarino. Abbiamo qua questo piccolo ripostiglio che può essere utile per conservare le attrezzature che in casa non ci stanno. Zona lavanderia e zona asciugatrice. A 18 km da Perfugas questa è la spiaggia che troverete, con servizi, parcheggi, e qua abbiamo anche il fiume Coghinas. Se cerchi una soluzione indipendente, non troppo distante dal mare, con dei prezzi contenuti, chiamami.